Mascherine abbassate, ecco, anche perché siamo qui al tavolo, uno dei tavoli del Falkensteiner. Io pronuncio come scritto, leggo come scritto, perché in tedesco di solito se si fa così è meglio, piuttosto che inglesizzare Falkensteiner, no? Inglesizzi, no? Molti si offendono, i tedeschi si offendono quando inglesizzi, perché effettivamente insomma anche la lingua tedesca come la lingua italiana comunque hanno comunque una loro popolarità, ecco, quindi è vero che con l'inglese si riesce a comunicare un po' con tutti, no? Con tutto il mondo, è vero che è una sorta di esperanto, però poi alla fine ognuno parla la sua lingua in questi paesi dell'Europa. Sono qui con Mr. Fichera. Grazie. Buongiorno, è bello ritornare qui e sentirsi a casa. Sì, diciamo che finalmente dopo circa 4 anni di sforzi e di investimento da parte della compagnia, che diciamo di tedesco ha il nome, perché comunque Falkensteiner è la famiglia che nasce diciamo in Sud Tirol, quindi diciamo siamo italianissimi con questa... Cioè il primo è nato in provincia di Bolzano, chiaramente, sì. Il Sud Tirol che appartiene all'Austria, infatti devo dire c'è molta frequentazione qui a Jesolo, anche perché loro arrivano direttamente senza fare il Brennero, no? Comodo, ecco, per gli austriaci, buona parte degli austriaci arrivare qui appunto in spiaggia, praticamente direttamente in spiaggia. E quindi sì, ovviamente il nostro brand è abbastanza forte in Austria, perché diciamo che nel periodo dello sviluppo della compagnia la sede principale è stata spostata a Vienna, quindi comunque abbiamo un forte ascendente, diciamo, la Mitteleuropa, ecco, perché poi c'è un re che è sempre italiano, che è un cuoco che è il numero 1 assoluto del Mitteleuropa, penso già da una decina d'anni. Io sto parlando di Norbert Niederkofler, celebre chef attualmente anche in Italia con le 3 stelle Michelin, che però per 10 anni aveva solo questo 19-20 al mio, che è il massimo, e lui adesso con queste 3 stelle è decisamente il number 1, e questo chiaramente per tutta quella parte che parte dall'Italia, dal Sud Tirol, quindi da Bolzano, e poi l'Austria e tutti i paesi dell'est europeo, che è un mondo effettivamente no? Non di poco conto. Sì. Per noi è uno dei mercati di riferimento, diciamo che il cliente di lingua tedesca, quindi austriaci, tedeschi piuttosto che svizzeri, insomma, hanno una grossa valenza qui da noi, è quel mercato che ci, diciamo, anche ci contraddistingue e ci identifica un po'. Jesolo è già di per sé una destinazione molto conosciuta e battuta da anni e anni dagli austriaci, quindi la nostra apertura è adesso soprattutto la recentissima ristrutturazione, ampliamento della struttura ha fatto sì che ci solidificassimo sul mercato. Diciamo che secondo me adesso in questo momento, in questo particolare momento, in questa zona, penso che senza nulla togliere siete il non plus ultra, se posso permettere, anche quante sono le camere? Allora, poi ci sono anche appartamenti, ville, c'è tutta una situazione real estate, no? Sì, abbiamo sviluppato un programma che da noi è già comunque ben solidificato in altre nazioni, tra la Croazia, dove è stato il primo, poi in Austria a Katschberg, a Zara, quindi, e poi siamo arrivati noi con questo concetto di premium living residence, in pratica la nuova ala, quindi la terza torre che è stata costruita, per un totale di 68 appartamenti, ne ha 26 che sono stati ovviamente inglobati nel numero di camere complessivo della struttura, quindi sono per noi delle nuove suite. Quindi praticamente è 42, facevano parte appunto di questo progetto di vendita, che devo dire è andato benissimo, perché in pratica ne abbiamo venduti già 40
a prezzi diciamo abbastanza rilevanti per questo mercato, molto apprezzato da questi nuovi owners proprietari. In pratica tu comunque acquisti la proprietà al 100%, l'albergo fornisce tutta la parte dei servizi, abbiamo dei listini prezzi dedicati ai proprietari. Non nascondo che molti di loro erano già nostri clienti che prenotavano delle suite qui da noi, e quindi trovandosi bene hanno deciso di acquistare proprio la loro proprietà. Che è una sorta di paradiso terrestre, siamo direttamente in spiaggia, trovare alberghi con una propria spiaggia penso sia raro anche qui in Alto Adriatico, non solo dalle mie parti a Milano Marittima. Devo dire che comunque il comune di Jesolo ha sempre investito parecchio per quanto riguarda i servizi. Comune di Jesolo o Lido di Jesolo sono nella guida mista, sono separati, ma in realtà il comune è quello. È uno, ecco, diciamo, come Cervi e Milano Marittima in un certo senso, se vogliamo tradurre. Lido di Jesolo diciamo che è la parte costiera. Quindi il sindaco è unico. Ma devo dire che quest'ultimo sindaco Valerio Zoggio, con il quale comunque abbiamo un bellissimo rapporto, abbiamo instaurato comunque tutta una serie di iniziative insieme al comune, soprattutto in questi anni abbastanza difficili, devo dire, perché ovviamente il Covid ha portato delle ristrettezze sotto tanti punti di vista, ma sia il comune come del resto ha fatto la Falkensteiner, ha investito moltissimo sul prodotto. Devo dire che l'investimento da noi è stato davvero notevole, soprattutto in anni così difficili dove le strutture sono rimaste chiuse. Noi abbiamo avuto il coraggio di veramente spendere parecchio. Devo dire che nel complesso è stata veramente un'operazione vincente, quindi quest'estate è andata oltre ogni aspettativa, nonostante io possa magari pensare che comunque sono anni probabilmente irripetibili. Diciamo, abbiamo avuto un exploit enorme, delle occupazioni da quasi il 100% per 2 mesi consecutivi. Ecco qua, inizio ottobre, poi abbiamo ancora l'albergo completo, notavo, insomma, perché la colazione la fanno tutti, poi magari sera qualcuno esce, no? E quindi invece l'appello è chiaramente a quest'ora del mattino, quando si fanno le interviste, quindi reduce da questa bella colazione. Io manco da 3 anni, ho visto prima. 3 anni, non 4. 3. No, pensavo di più, quindi dai. Sì, eravamo in piena fase di ristrutturazione all'epoca. E quindi, come dicevo, per modo di dire, io non me ne sono manco accorto, però è vero che ritornando a vedere chiaramente che vi siete appunto allargati, tra l'altro con tutti i conforti in camera, quindi uno standard, devo dire, più che 5 stelle, perché sentivo qualcuno dice ma questo non è un 5 stelle, in effetti è anche di più. Ecco, la colazione ad esempio io l'ho già messa al secondo posto, mi sono permesso dopo il Grand Hotel Excelsior Vittoria, che saluto, e quindi metto appunto il Falkensteiner, che nel frattempo, oltre al ristorante Artigiani, tra l'altro quando ho visto il nome ho detto ma Artigiani, un nome un po' così, poi invece ho capito perché poi si svolge sia la colazione che la cena alla sera, e quindi c'è una sorta di buffet. Però come è nato il buffet? Il buffet era una proposta, e qualcuno ancora lo fa, cioè mettere delle specialità a disposizione appunto dei clienti, un'esperienza gastronomica con piatti incredibili. Quindi a colazione c'è addirittura il gorgonzola, quindi c'è proprio un bel formaggio gorgonzola, poi tantissimi altri formaggi, qui c'è di tutti. Io mi sono perso proprio nell'immensità del buffet, ogni tanto salta fuori qualcosa da fotografare, ma come dire, è tutto chiaramente in funzione del cliente, ecco. Il cliente che chiaramente deve individuare quello che gli interessa. Io poi sono impazzito per questa ciotola dove c'è appunto del pomodoro, e poi lo chef mi diceva sì, c'è anche l'uovo, infatti ci sono proprio delle uova, non sono strapazzate, ma è quasi come se lo fossero. Sì, ecco, diventa è un piatto del mitteleuropeo. Sì, ungherese, shashuka, che lo chef ha voluto preparare e mettere lì sul buffet, perché oltre a quello che ovviamente serviamo al tavolo, quindi devo dire che per noi la colazione è stato un punto veramente sul quale abbiamo investito parecchio e focalizzato. Abbiamo creato questo nuovo ristorante che, come diceva l'amico Elio, si chiama
Artigiani Market and Restaurant, perché abbiamo voluto dare proprio quella struttura, quella caratteristica del classico mercato italiano dove si entra. Effettivamente notavo che poi sopra a questa esposizione c'è anche la pasta, non so se di Gragnano o comunque la pasta secca, quindi si può anche acquistare. Esattamente, abbiamo creato tutta una struttura dove su delle mensole di design, ovviamente, perché non mi nascondo che sono anche orgoglioso di poter dire che tutto il progetto è stato curato per l'esterno dall'architetto famosissimo, un'archistar americana, Richard Meyer, mentre sull'interno abbiamo come architetto di riferimento Matteo Thun, che aveva già creato la prima parte della struttura e ha sviluppato tutto il progetto su cooperazione con un grosso studio di architettura, chiamiamola futuristica, abbastanza... Questo è l'unico di Falkenstein così? O ci sono, quindi è questo della catena, che sono già un certo numero di alberghi nel mondo. Circa 30 alberghi, soprattutto sviluppati in Europa. C'è una forte presenza in Italia che si sta sviluppando tantissimo. Abbiamo appena aperto un albergo a Plan de Corones, ai piedi, il Kronplatz, che è proprio a 10 metri dall'ingresso degli ci prendono gli impianti. Lì è zona Brunico, Riscone, esattamente, quindi Riscone. Diciamo, a 3 chilometri da Brunico, ma proprio ai piedi degli impianti sciistici, architettura bellissima. Certo. Anche lì c'è Niederkofler, il suo regno attualmente. Lì abbiamo un bellissimo progetto che si chiama Seven Summit, con cucine da 7 parti del mondo diverse, impostate in un modo di fine dinner. Ovviamente la nostra struttura, avendo una capacità maggiore, loro hanno 97 camere, adults only, quindi solo per adulti, il numero di persone. Mentre qui invece siamo... Noi siamo, per quello che riguarda la compagnia, è in pratica indulgence, quindi il classico puro piacere. È un albergo per tutti, quindi trovano spazio le coppie piuttosto che le famiglie. Ovviamente d'estate abbiamo una forte rilevanza a livello diciamo di gradimento da parte delle famiglie, anche perché avendo oggi 152 unità, chiamiamole unità chiavi, perché camere non so neanche quante siano, sinceramente non ricordo, ma tra queste 152 sono 50 le suite da 1, 2 o 3 camere da letto, quindi abbiamo una capacità ricettiva che sfiora le 450, 420, 430 persone, di cui una buona parte d'estate sono bambini, famiglie con bambini che trovano da noi il comfort e gli spazi adeguati a una vacanza veramente, chiamiamola vacanza. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere tutta una serie di attività per poter rendere anche un po' più liberi i genitori, quindi il nostro Falkyland, che comunque è un progetto di compagnia, quindi con assistenza ai bambini dai 3 anni in su. Lì ovviamente abbiamo aggiunto quest'anno tutta un'altra serie di attività, come può essere lo yoga, per magari alzarsi la mattina e provare a rilassarsi un po'. C'era un'altra insegnante che faceva un po' di Pilates, piuttosto che magari fare dell'acqua gym. Abbiamo messo in spiaggia tutta una serie di SUP, questi stand-up paddle, quindi con un ragazzo dedicato, dove ovviamente il cliente poteva semplicemente giusto iscriversi e poi fare queste lezioni. E quindi abbiamo reso la giornata qui da noi un po' più completa, oltre ovviamente al grosso progetto di investimento che è stato fatto anche nella zona della spa. L'albergo è proprio cambiato, diciamo che ci siamo voluti dedicare a 2 temi fondamentali per noi, quindi il leisure puro d'estate, e abbiamo diciamo demolito, diciamo così, tutte le nostre sale meeting, e da queste è stato ricavato appunto l'allargamento della spa. Manca adesso l'ultimo pezzettino, quindi saremo a breve di nuovo, dopo la chiusura faremo gli ultimi, diciamo, chiamiamoli
ritocchini dove creeremo sulla nuova terrazza che si è creata fra le due strutture questa bellissima zona con una sauna esterna a vista direttamente sul mare. Quindi si faranno le conferenze in cucina. Nel caso che proprio si voglia organizzare qualcosa che, come dire, ormai il business diventa sempre più leisure. Ecco, e il leisure è diventato un po' anche business, nel senso che poi ci sono gli impegni chiaramente del fitness, tutte queste cose, queste pratiche chiaramente che fanno bene anche alla salute. Esatto, noi, quindi ripeto, si sta invertendo. Identificare appunto come leisure e benessere, il wellness per noi è fondamentale, quindi soprattutto in quei periodi dell'anno, perché l'obiettivo da parte nostra è quello di riuscire a rimanere aperti tutto l'anno, che per una destinazione come Jesolo, identificata insomma a livello proprio per cultura sua come prettamente stagionale, dove magari fino a metà maggio non si vede ancora nessuno, comunque pochi weekend, come succede anche da me a Cervia Milano Marittima, quindi Jesolo in realtà potrebbero, forse sono già gemellate, comunque hanno qualcosa in comune sicuramente. Comunque, detto ciò, il nostro obiettivo è quello veramente di riuscire a provare a rimanere aperti tutto l'anno. Bene, quindi ciliegina sulla torta, il ristorante giapponese. Qui tra l'altro abbiamo questo grande tavolo che sarebbe già da solo sufficiente per un ristorante gourmet, come dire, in stile appunto sushi. Sì, quest'anno appunto abbiamo voluto creare, ovviamente avendo adesso 2 ristoranti, quindi il ristorante principale, come diceva Elio, quindi l'Artigiani Market and Restaurant, dove serviamo questo bellissimo buffet a colazione, dove è il ristorante principale per i clienti in mezza pensione, perché devo dire che ancora qui da noi comunque sono parecchi i clienti che prediligono appunto questo tipo di prenotazione a cena. Che mi sembra normale, perché poi magari per gli italiani può sembrare strano, ma in realtà stare in albergo, non doversi spostare, rimanere, appunto, è chiaramente la cosa più bella. Ecco, quindi si può bere qualcosina anche in più, visto che c'è un angolo anche enoteca, tra l'altro, fra le varie proposte. Quindi io devo dire, amo questi alberghi. È uno stile molto, diciamo, internazionale, extra italiano. Però in effetti molti temono della mezza pensione. Vi posso assicurare che a Courchevel, che è la meta turistica aperta solo d'inverno, allo Cheval Blanc c'è appunto, puoi solo alloggiare con la mi pension, cioè praticamente ecco, la mezza pensione, quindi non puoi quindi alloggiare se non accetti questa forma, ma d'altronde l'offerta dell'hotel, il patron di Louis Vuitton praticamente comprende anche un ristorante 3 stelle Michelin, oltre che chiaramente il ristorante di cucina o mediterraneo o italiano, perché molte volte l'Italia viene messa insieme alla cucina mediterranea, poi magari c'è un piatto con la fetta, no? Poi tutto il resto chiaramente sono le nostre specialità siciliane, in modo particolare in omaggio al direttore, poi chiaramente toscane, campane. Sì, noi siamo, diciamo, molto vogliamo rimanere italiani, perché ovviamente per noi è importante che il cliente che viene trovi tutte quelle cose che magari stando all'estero non trova, quindi sul ristorante della mezza pensione, che di base non abbiamo voluto imporre, nonostante diciamo fosse un'idea questa magari che c'era all'inizio un po' balenata, ma alla fine avendo questa scelta, quindi col secondo ristorante che abbiamo aperto sulla nostra terrazza, e questa è stata anche questa un'iniziativa, devo dire, vincente, quindi abbiamo replicato anche un per gli concetto, esterni, tra l'altro. sì, noi ci siamo voluti aprire ovviamente al mondo esterno, qui soprattutto al turismo locale piuttosto che proprio residenziale, anche perché ovviamente il ristorante è aperto anche d'inverno, comunque quando siamo aperti d'inverno, e devo dire che ha avuto un notevole riscontro da parte del pubblico, diciamo, locale, oltre che da altri alberghi ovviamente, che magari facendo una passeggiata passano, guardano, e ovviamente è tutto di design, è stato fatto veramente un qualcosa che va al di là di ogni aspettativa, quindi dal comfort dei divani e delle sedute a queste bellissime sedie,
E la stessa cosa abbiamo voluto fare nella nostra spiaggia, che a parte tutto si è anche ingrandita, ma che comunque, nonostante il numero rilevante di clienti in casa, ognuno trova lo spazio per sé. Quindi abbiamo adesso 4 piscine, di cui un beer pool, una piscina per bambini, e tutta la parte della spiaggia che, come dicevo prima, si è allargata tantissimo, e anche lì c'è stato un grosso investimento, perché abbiamo voluto comprare anche lì tutto dell'arredamento di design e comfort che dà al cliente proprio quella tranquillità, quel senso di pace che quando magari stai sdraiato per ore diventa importante. E poi c'è una chicca della mezza pensione che può far capire tutto. È a disposizione la pizza guru. Sì, la sera, no? Esattamente, ogni giorno fra le varie proposte. Il pizzaiolo è lì con i clienti, lui ovviamente crea 5 pizze ogni sera differenti, si sbizzarrisce lui, ma ciò non toglie che se un cliente ha delle voglie particolari, la pizza gliela facciamo come preferisce, però è una parte del buffet interessantissima, perché comunque è un buffet che prevede una ricca selezione di antipasti. Abbiamo tutta una parte appunto di come dice la parola stessa, mercato, quindi tutta una serie di pietanze che vanno dagli affettati adesso, con una adesso fino alle 11, che in questo momento in diretta sono le 10:15, sono ancora 3/4 d'ora, c'è il calzone. Io pensavo fosse un crescione, come il Romagno, più o meno è una piadina ripiena, no? Piegata, che poi è il calzone. Poi sì, ho visto ci sono delle pizze anche la mattina, però sono più, diciamo, da mattina, e la sera invece la mattina facciamo delle focacce, diciamo, con pomodoro, piuttosto che la classica focaccia bianca, e tutta una serie di prodotti sfornati dal nostro pizzaiolo. La sera abbiamo un pizzaiolo, diciamo, che è proprio di Napoli, e lui ama il suo lavoro. Quindi pizza napoletana, quindi bordo, come cornicione alto, poi lo vediamo. Ha una serie di impasti anche particolari, ne fa alcune con un impasto creato da lui al nero di seppia, che comunque alla fine è nera, ma come gusto rimane proprio il classico gusto della pizza, soffice, morbida, molto interessante al tempo stesso. Io tra l'altro, non voglio parlare solo della pizza, è una parte, diciamo, della nostra scelta, e poi al tavolo invece serviamo la portata principale, quindi il cliente siede al tavolo, oltre alla parte della cantina, quindi tutta una serie di vini che quest'anno abbiamo. Quindi una volta seduti, con gli antipasti a buffet praticamente, poi arriva il piatto principale. Esattamente. Esatto. Perché poi per il dessert chiaramente si ritorna al buffet, perché comunque il buffet prevede comunque poi una stazione dedicata solo per la parte dei primi, quindi c'è una, diciamo, live cooking station, quindi i ragazzi con le loro attrezzature preparano con una serie di sughi e quant'altro le paste davanti ai clienti. Abbiamo una sorta di menù che viene scritto giornalmente a mano e tradotto comunque nelle varie lingue, dove proponiamo questi 5-6 primi differenti, e poi, come dicevo, continuando sul buffet, abbiamo una stazione dedicata tutta alla parte di charcuterie, quindi la classica salumeria, con tutta una serie di prodotti locali che vengono affettati davanti al cliente. Poi c'è la fromagerie, quindi abbiamo tutta una selezione di formaggi, e poi, come dicevo appunto, la pizzeria. Al tavolo invece serviamo la scelta tra pesce, carne o vegetariano. E poi questa è, diciamo, la parte della mezza pensione. Non abbiamo voluto esagerare, quindi anche a livello di tariffe il concetto di mezza pensione viene venduto come un supplemento, ma non eccessivo, per quello che offriamo. Chi vuole, ovviamente clienti che magari stanno 5, 7, 15 giorni, quest'estate abbiamo avuto magari famiglie che sono rimaste da noi un paio di settimane, ha la possibilità di cenare nel nostro ristorante à la carte con un credito di un tot in base a un bonus di persone, e quindi puoi andare tranquillamente a cenare alla carte avendo questo
bonus dedotto dal conto. Questo è molto interessante, perché molte volte questi alberghi che poi vivono esclusivamente di resident, quindi è un servizio che viene fatto per i residenti, se qualcuno dall'esterno poi può arrivare, chiaramente è ben accetto, magari amico di qualche alloggiato, quindi partecipare, però ecco, qualcuno si è dimenticato di mettere questo bonus, che invece è obbligatorio, nel senso che c'è un sovrapprezzo, a questo sovrapprezzo poi può essere utile chiaramente per accedere a un altro ristorante, poi non poniamo limiti, magari ne nasce un altro. Ma ormai penso non lo so, che la struttura magari sia arrivata ai suoi limiti. So, adesso magari, sarà bene provare a sfruttarla al massimo del suo potenziale. Ovviamente abbiamo delle sale dedicate, perché nel ristorante, che appunto è sia interno che esterno, che si sviluppa sulla terrazza fuori, abbiamo anche delle sale private dove te puoi avere la possibilità di fare un pranzo, una cena, anche in camera, e servito, sì, la parte del room service, quindi del in dining, è anche per noi fondamentale. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto la fortuna di trovare Massimiliano Sperlì, uno chef che aveva una grossa esperienza internazionale, insomma è stato un po' in giro per il mondo, soprattutto su Sperlì. Sì, Massimiliano, romano di nascita, ma anche lui cittadino del mondo. Siamo veramente contenti di averlo qui con noi, insieme a tutto comunque una parte, perché ovviamente una cucina senza sala sa benissimo, funziona poco, quindi anche devo dire il gruppo dei ragazzi si è dato veramente tanto da fare per riuscire a coccolare i nostri clienti. Volevo chiudere, ma comunque ecco, focalizzare l'attenzione quindi su questo nuovo ristorante che si chiama Oku Lounge and Restaurant. Già collaudato a Vienna, quindi già sperimentato. Diciamo che abbiamo creato questa partnership l'anno scorso, sono dei ragazzi che hanno aperto i primi ristoranti 5-6 anni fa a Vienna e hanno creato questo brand che si chiama Mochi. Devo dire, io ero un po' scettico, devo dire sinceramente, però alla fine mi sono dovuto ricredere, perché sono davvero bravi. L'anno scorso è stato implementato nel nostro albergo lo Schloss Hotel a Felden sul Bortense, che è tra l'altro un albergo il castello, living, quello bellissimo. Esattamente. E quest'anno abbiamo voluto fare anche noi la stessa cosa, o comunque la compagnia ha voluto sviluppare questo concetto anche qui da noi, e devo dire che veramente ha funzionato abbastanza, più che abbastanza, molto bene, perché comunque non è un intero menù filo asiatico o giapponese, abbiamo quella cooperazione che ci ha portato a scegliere 12 piatti all'interno di un menù che comunque ne prevede un bel po', dove c'è una parte di cucina internazionale, abbiamo una parte dedicata proprio al nostro concetto di italianità, e poi dei piatti diciamo creati dallo chef ad hoc per questo nostro prodotto. Quindi l'insieme fa sì che c'è questa influenza asiatico-giapponese, ma non è predominante, diciamo. Il menù è equilibrato, ce n'è per tutti i gusti anche lì. E a questo vorrei aggiungere il fatto che ovviamente la nostra terrazza si sviluppa con un concetto, appunto, come dicevo, di design, dove non c'è una parte prioritaria o prevaricante sull'altra, quindi c'è sì il ristorante, dove magari un lato dove puoi stare seduto comodo, magari su un tavolo di marmo, ma la parte della lounge dove comunque il menù viene servito comunque, quindi tu comunque puoi mangiare dove vuoi, senza dimenticare il fatto che abbiamo un menù diciamo particolarmente curato dallo chef, in modo da poter essere anche serviti direttamente in spiaggia o in piscina, quindi noi facciamo comunque tutto un servizio direttamente sotto l'ombrellone, dove puoi comodamente mangiare, ma mangiare un menù che non è soltanto il panino piuttosto che il sandwich o il toast, cioè abbiamo veramente una vasta gamma di prodotti e piatti che vengono serviti direttamente, comodamente sotto gli ombrelloni. Che poi speriamo succeda come a Bad Ragaz, dove il grill praticamente si fa colazione, pranzo e cena, in alternativa ai 2 ristoranti con 2 stelle Michelin, questo
questo resort, che sono poi vari alberghi di varie anche directory, le Chateau, l'Hotel of the World. Siamo praticamente, qui siamo in Svizzera, siamo vicini a Liechtenstein. Ecco, quindi vi auguro chiaramente di raggiungere questi livelli, questi standard, sia per la colazione che per il ristorante cosiddetto etnico, che poi diventa anche in questo momento chiaramente c'è qualcosa, ecco, quindi comunque anche il bar, sì, no? sì, Il cocktail sì, bar, c'è il bar, bartender, lounge, ecco, una quindi, lounge che apre ecco, in pratica alle 10 e chiude esatto, all'1 di notte, ecco, quindi, dove poi dalle 11 alle 23 in pratica si serve questo menù che dura tutta la giornata. ecco, quindi ovviamente con delle piccole distinzioni, perché abbiamo il menù è molto simile, ma a pranzo abbiamo dei piatti che ovviamente sono un po' più light in pratica, che prevedono anche una serie di insalate piuttosto che abbiamo inserito quei classici che comunque non possono mancare in un beach club come il nostro, quindi dal burger un burger fatto proprio dal nostro chef con tanta dedizione, il club sandwich piuttosto che una Caesar salad che magari a cena non trovi. Ecco. E Per farvi capire il concetto, che quella cosa che proprio Bad Ragaz, insomma, mi era un po' scattata, perché ho trovato in questo locale aperto dalla mattina alla sera, praticamente a pranzo, fra i dessert c'era pure la coppa gelato. Ho visto che qui avete qualcosa. Noi abbiamo, sì, avete... il bar prevede proprio la gelateria, abbiamo dei gelati artigianali. Quello come funziona? Quello per i bambini, com'è? Sì, no, è un da po' 0,96. Esattamente, Ecco, quello quindi, è per tutti, il gelato è quindi per tutti. Ecco, per farvi capire, ecco, il concetto. Ecco. Bene, noi chiaramente avremo altre cose da raccontarvi in futuro, intanto vi abbiamo aggiornato al 2021 qui da Lido di Jesolo. Mi sono dimenticato dell'Ape Bar.